Abbiamo incontrato finalmente i sindaci delle grandi città, i capoluoghi di provincia, per discutere argomenti di grandissimo interesse sia per i sindaci, come dire, molto importanti, che i sindaci cosiddetti minori, quelli che guidano cittadine tra i 20, 25 e 30 mila abitanti o addirittura quelli da 5 mila. Mi pare di poter dire che ci sia stata una fortissima convergenza. Abbiamo trattato più argomenti, uno dei quali il solito patto di stabilità, che crea chiaramente nelle città capoluogo delle problematiche non indifferenti. Il secondo argomento è la questione, sempre riferita al patto di stabilità, dell'articolo 18 della Regione del Veneto. La Regione del Veneto deve decidere: va cambiato assolutamente lo statuto, comunque va costituito in base a questo articolo 18, che è già stato approvato in Commissione del Consiglio delle Autonomie, per avere entro il 31 dicembre 2011 un patto di stabilità unico, quindi bilanci consolidati di tutti i comuni, compreso regioni e compreso le province. Poi abbiamo trattato la questione della cosiddetta tassa di soggiorno, che tassa di soggiorno non è un semplice contributo che i cittadini che vengono da fuori devono necessariamente contribuire alla vita della cittadina per avere migliori servizi, pulizie delle strade, insomma tenuto tutto quanto a regola d'arte. Non bisogna quindi enfatizzare aumentano le tasse, invece aumentano i contributi a favore di quella cittadinanza e della ospitalità in generale. Oltretutto questi contributi è stato stabilito, carattere anche previsto dalla legge, che siano poi reinvestiti dai comuni in funzione sociale e in funzione turistica, quindi riproduzione delle attività turistiche. Abbiamo poi affrontato un'altra serie di problemi di carattere generale, uno dei quali che crea una serie di problemi è la questione fiscale. I sindaci non intendono assolutamente essere dei cani da guardia, però non possono sottrarsi alle loro responsabilità, quindi la questione fiscale, specialmente per quei cittadini che chiedono ai comuni delle agevolazioni rispetto ai servizi, devono essere fatti dei controlli che poi vanno anche segnalati, perché no, all'ufficio delle entrate. Ognuno assume le proprie responsabilità, dicono i sindaci dei comuni. Quindi inizio di attività molto importante, che vede uniti in ANCI Veneto tutti i sindaci, quelli responsabili delle città capoluogo, delle città intermedie e anche dei piccoli comuni. Credo che sia proprio il caso di dire che ieri abbiamo iniziato quel concetto, l'unione fa la forza.